Saldo positivo per i saldi, un gioco di parole per definire un periodo dell'anno che da più parti si vorrebbe abolire, ma che almeno a Treviso ha dato per Natale degli ottimi risultati. Il consumatore quest'anno, ancora in percentuale maggiore rispetto all'anno scorso, dice che aspetta il saldo per fare acquisti. I saldi servono. Sono anche un buon strumento contro l'e-commerce. Ma diciamo che è uno strumento per riportare traffico in negozio, per fidelizzare i clienti, insomma per farsi vedere, questo sì, tant'è che insomma gente ce n'era in giro. Infatti tra gli altri dati presentati dall'Associazione Commercianti, uno riguarda il confronto tra centri storici e centri commerciali. In realtà è un grande successo del negozio più tradizionale, che non vuol dire meno moderno, anzi, se riesce a competere a questo livello è perché nel tempo si è fortemente modernizzato, il quale, pur scontando per esempio i costi dei parcheggi, la difficoltà di accesso, mantiene agli occhi del consumatore lo stesso appeal. Ma questo è nei fatti perché Altro Consumo, per il quinto anno consecutivo, ci dice che i negozi tradizionali della provincia di Treviso sono i più competitivi d'Italia. Quindi prezzi buoni su ambienti belli funzionano se il resto del centro storico è vivo e attivo. Ciò che conta è creare un'atmosfera positiva. In questo senso le attività di animazione della città, se parliamo di Treviso ma non solo, sono sicuramente favorenti perché inducono il consumatore, cioè ciascuno di noi, ad avere un atteggiamento più rilassato e perciò più favorente dal punto di vista dei consumi. Potrebbe sembrare consumismo, in realtà un paese come il nostro non ha futuro se non riparte dai consumi interni. E uno dei mercati oggi maggiormente penalizzati proprio dai mancati consumi è quello dell'auto, con i concessionari costretti a chiedere un aiuto alla Regione. Si dovrebbe aggiungere un incentivo, a mio avviso, per poter far sì che il cliente, l'utente della strada possa essere anche invogliato, possa essere spinto a sostituire le auto vecchie che inquinano di più e sono meno sicure.